Amici, buongiorno, ritrovati qua a ora 17 live, questa diretta che facciamo su Facebook, ma poi viene trasmessa anche da Radio Diva, Made in Polesine e non solo, Prima Free, la televisione di Rovigo, canale 116. Che dire, innanzitutto vi ringraziamo per gli ascolti, eccetera, eccetera, eccetera. Due cose importanti, la prima che sembra che la curva dei contagi quindi sta andando verso il basso, quindi pensiamo positivo, speriamo di venirne fuori quanto prima da questa clausura che sta colpendo tutti, non ultima, oltre il discorso delle persone che sono ammalate, ma non ultimo il discorso dell'economia che sta veramente soffrendo. Ieri c'è stato il maxi emendamento, il maxi decreto da parte del Presidente del Consiglio Conte, dove appunto ha parlato di un'enormità di miliardi che verrà messo appunto a disposizione delle industrie, delle piccole e medie industrie, eccetera, e quindi cercheremo di capirne un po' di più. Anche oggi intervisteremo un po' di protagonisti, avremo un collegamento interessante da Barcellona per capire la Spagna come sono messi. Ricordiamo che la Spagna in questo momento qua stanno seguendo più o meno l'iter nostro e hanno le stesse difficoltà che avevamo noi 15 giorni fa, che purtroppo abbiamo ancora, e quindi cercheremo di capirne di più per mezzo di un amico di Castelguglielmo che abita a Barcellona. Poi sentiremo un pochino anche per quanto riguarda l'immobiliare, c'è stato un servizio da parte della RAI che ha fatto vedere che un immobiliarista si è rifiutato di vendere una casa con lo sconto del 55%, offendendosi perché uno sciacallo voleva appunto speculare su questo, però capiremo attraverso un professionista del settore se veramente riusciremo a non svendere i nostri gioielli. Ci giunge una notizia in questo momento che naturalmente sconvolge un pochino la nostra scaletta, viene da Mauro Veronese, che è il sindaco di Portoviro. La città di Portoviro piange il primo morto per Covid e si stringe la sua famiglia. E quindi adesso ascoltiamo il messaggio che appunto su Facebook ha messo il sindaco di Portoviro. Buongiorno, ciao a tutti. Sapete che di solito utilizzo molto poco i video, li utilizzo di solito solo per comunicare messaggi importanti. Il messaggio di oggi è uno dei messaggi più importanti, più difficili anche dall'inizio di questa emergenza. Non è solamente un messaggio di monito, ma è innanzitutto un messaggio molto triste, perché un cittadino di Portoviro ha cessato di vivere a seguito del Covid-19 e naturalmente il mio, ma non solo il mio, vedete abbiamo appena terminato di fare il consiglio comunale online e il mio e anche quello degli altri consiglieri comunali. Il nostro pensiero va alla famiglia di questo signore, che era un signore molto giovane, con tanto tempo ancora davanti e che ha cessato il suo cammino. A noi fa veramente il pensiero più grande anche nell'impossibilità della sua famiglia di poterlo salutare come si deve ad ogni ultimo saluto, ed è un ulteriore sacrificio che sarà chiamata a fare. Ovviamente dietro la storia di questo signore, che dicevo essere un signore molto giovane d'età, ci sono tutta una serie di pensieri che vanno alla necessità di non abbassare la guardia e di continuare a rimanere in casa e rimanere ligi alle norme di condotta. La lotta, sapete, non è ancora terminata, continua e dobbiamo continuare anche per chi, come chi ci ha lasciato, chi ha terminato il suo cammino qui con noi, non abbia sprecato invano appunto la sua prova ultima, e cercare assolutamente di migliorare e di essere sempre più bravi, essere sempre migliori per uscire da questa emergenza. Un abbraccio alla famiglia e alla moglie e tante condoglianze a tutti noi, perché questo è un lutto che colpisce tutta la città di Portoviro. Anche noi ci uniamo al cordoglio a questa prima vittima del Covid in Basso Polesine. Andiamo avanti con la nostra scaletta. Adesso andiamo alla lettura dei giornali, vediamo un po' di notizie, cerchiamo un po' di capirne un po' di più. Lettura dei giornali, alcuni titoli: Gazzettino, pagina nazionale, imprese, cura da 400 miliardi, sia il decreto che finanzia a tasso zero le aziende, garanzia statale 90% per gran parte dei prestiti.
Rinviate all'autunno le elezioni regionali e comunali, rafforzato lo scudo antiscalate. Poi dopo ci collegheremo con una pagina importante di Massimo Tonci, un commercialista, e appunto ci spiegherà un attimino in pillole quello che succederà. Vediamo un'altra notizia. Il Golden Power, ecco la norma per difendere le aziende italiane dalle scalate straniere. Il Golden Power è appunto l'intervento che lo Stato farà perché le nostre aziende più importanti non vengano svendute. È introdotto per decreto nel 2012 dal governo Monti. Permette al governo di intervenire per blindare società che svolgono attività di rilevanza strategica, sia pubbliche che privati, da possibili scalate ed acquisizione da parte di società straniere. I settori di rilevanza strategica sono la difesa, energia, trasporti, comunicazione e bande larghe a 5G. Non ci buttiamo nella polemica del 5G perché non siamo in grado di rispondere. I poteri speciali del governo: opposizione all'acquisto di partecipazioni, veto all'adozione di delibere societarie, imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni. Tra l'altro ci sono altri nuovi settori che possono essere appunto blindati: l'alimentare, il finanziario e l'assicurativo e il sanitario. Ne abbiamo parlato, garanzia piena solo fino a 25.000 euro, per gli altri prestiti la soglia sarà del 90%, però c'è questa notizia qua che secondo me è giusto sottolineare. Resterà necessaria la valutazione da parte della banca, divieto di distribuire dividendi per chi riceve i finanziamenti. Andiamo avanti. Andiamo sul discorso scuola. La maturità sarà solo online, salta l'esame di terza media. Se non si riapre per il 18 maggio, niente scritti ma solo maxi orale alla prova finale. Conterà la partecipazione alle lezioni web, via libera l'assunzione di 4.500 insegnanti. Ecco, un'altra cosa importante da sottolineare, visto che si vuol fare smart, lezioni smart, quindi a casa con il computer, 1/3 delle famiglie senza PC, peggio al sud. Anche questo qua è un fatto da sottolineare molto importante. Andiamo in notizie importanti per quanto riguarda la sanità. Frenata costante, adesso gli ospedali possono respirare. In Italia la percentuale di crescita dei contagiati scesa al 2,8%. In 24 ore 636 morti, ma per il terzo giorno calano i ricoveri. Questo è molto importante, è una interpellanza che fa il PD: tamponi urgenti e 5 milioni alle case di riposo. Sottolineiamo che le case di riposo sono la parte più debole in questo momento e abbiamo visto proprio ieri uno dei... Aspettiamo che voglio farvi vedere questo che è interessante. Uno dei servizi di report dove si appunto sottolineava che è stato molto trascurato il mondo delle case di riposo. Anche qua non vogliamo entrare in polemica, non siamo in grado di farlo. C'è questa fotografia, morti altri 9 medici, il racconto di una rianimatrice in prima linea. Ecco, questo ve lo voglio far vedere bene. Non siamo eroi, ma neppure kamikaze. Ecco, abbiamo parlato delle case di riposo. Una settimana fa avevamo intervistato Nicola Veronese, che è direttore di 5 case di riposo nella provincia di Venezia. Perché è attuale questa intervista? Come sappiamo, purtroppo è work in progress, qua ogni settimana, ogni giorno può essere diverso dall'altro, quindi la notizia magari della settimana scorsa potrebbe essere già superata. Però lo sottolineo perché proprio le case di riposo che segue il nostro amico, il dottor geriatra Nicola Veronese, erano state subito blindate e non c'erano stati, perlomeno fino alla settimana scorsa, contagi e grandi mortalità. Questo per fare un pochino la critica alle case di riposo in Lombardia che sono state trascurate, l'abbiamo visto proprio ieri in un servizio di report, ma comunque di questo ne parleremo magari nei giorni più avanti. Sentiamo adesso appunto l'intervista di Nicola Veronese. In questa emergenza sicuramente le persone più deboli in questo momento sono gli anziani e abbiamo la fortuna, taglio di po', di avere un dottore professore, perché ha fatto molte pubblicazioni, quindi a questo titolo ha onor di merito e lo sottolineo, Nicola Veronese, che è geriatra e tra l'altro coordina 6 case di riposo, il coordinatore medico di 6 case di riposo nel Veneziano. Buongiorno Nicola, come stai? Buongiorno a tutti innanzitutto. Io sto molto bene, grazie mille.
Ecco, l'abbiamo detto in premessa che la parte più debole in questo momento sono gli anziani. Prima di tutto, perché secondo te statisticamente questo? E in seconda battuta, cosa bisogna fare per prevenire che i nostri congiunti più cari, io ho una mamma anziana o una suocera anziana, quindi come aiutarli anche psicologicamente a superare questo momento? Beh, grazie innanzitutto ovviamente delle domande. Ora, perché gli anziani? Soprattutto perché ovviamente sono i più fragili in termini medici, quindi hanno più malattie, sono, come si può dire, anche con malattie anche più severe e quindi più facilmente vanno incontro ad infezioni. Basti pensare all'influenza, appunto, ovviamente quando c'è l'epidemia di influenza, quella che conosciamo ogni anno, ovviamente gli anziani purtroppo sono quelli ad più alta mortalità, e questo è veramente noto da anni e anni, secoli, io direi quasi di letteratura. Ok. E per quanto riguarda invece la parte psicologica, ma è una parte diciamo molto importante secondo me, io posso raccontare l'esperienza che abbiamo appunto in casa di riposo, che secondo me è molto interessante. Già subito siamo partiti ovviamente, tra virgolette, chiudere le case di riposo, o comunque, Leandro, a limitare il più possibile l'entrata delle persone proprio da fuori, perché potrebbero essere diciamo vettori dell'infezione in pratica. Quindi ci siamo attrezzati con le nuove tecnologie come i cellulari, i tablet, eccetera, proprio non solo per avere i parenti che possono quindi chiamare, ma anche vedere, cosa che soprattutto ad esempio nel paziente demente secondo me è veramente molto importante, caro. Dal tuo osservatorio, al di là di valutare se appunto i decessi sono per colpa del coronavirus, ma c'è un'incidenza più alta di decessi oppure più o meno siamo nella media? Allora, questa è un'ottima domanda innanzitutto. C'è da dire che la percezione, ecco, questa è la percezione proprio clinica che abbiamo, quindi che non è confortata da nessun dato, e questo lo voglio sottolineare, è che in pratica noi abbiamo avuto un cambio, ok, tra le malattie che di solito portano alla mortalità. Faccio l'esempio delle polmoniti nei pazienti dementi, oppure degli infarti, delle malattie cardiovascolari, con questa nuova epidemia di coronavirus. Ecco, questa è un po' la sensazione. Poi dal punto di vista numerico dico che abbiamo visto per le case di riposo qualche morte in più. Non ti so però quantificare in maniera matematica di quanto, cioè tipo del 5%, del 50%, eccetera, perché comunque è una popolazione purtroppo ad alta mortalità, insomma. Sì, però ecco. Cioè, non è esponenziale dal tuo osservatorio questi decessi, cioè nel senso non è che da 10 in un periodo analogo e 1000 adesso. No, non c'è questa percezione, se proprio devo essere sincero, almeno per le case di riposo che coordino io, o comunque quelle del veneziano. Ma fa conto, Leandro, che grazie ad un intervento che è stato molto preventivo, molto accurato e ahimè molto severo, noi in questo momento per fortuna non abbiamo casi nel distretto dove io lavoro all'interno delle case di riposo, quindi su 1200 circa pazienti residenti abbiamo 0 casi per ora, e facciamo di tutto per mantenere a zero questa cosa, quindi uno sforzo immane comunque. Perfetto, io Nicola ti ringrazio anche per la disponibilità e in ogni caso so quanto è importante il vostro lavoro. Come ripeto, io ho anziani in casa, sia la mamma che la suocera, quindi ci fa piacere che persone competenti come te, che tra l'altro sei anche giovanissimo, abbiano a cuore anche questa parte della medicina. Grazie Nicola. Grazie a voi tutti, veramente grazie. In questi nostri incontri periodici molto spesso facciamo vedere e sentire interviste a protagonisti che abitano da altre parti dell'Europa. Abbiamo intervistato anche amici in Russia, a Cuba, eccetera. Oggi abbiamo un amico che è a Barcellona. Proviamo ad ascoltare cosa ci dice appunto della situazione in Spagna in questo momento. Al telefono un amico di Castel Guglielmo che abita a Barcellona, la Michele Rostellato. Buongiorno Michele, come stai? Ciao a tutti, ciao, benissimo, un saluto a voi. Abbiamo letto e sentito che anche voi avete più o meno le nostre stesse criticità. Come va? Beh, guarda, non è una situazione semplice perché, cosa vuoi,
non possiamo uscire, ma come anche voi attualmente in Italia. Proprio oggi il governo spagnolo ha praticamente allargato il lockdown fino al 26 di aprile compreso, quindi in sostanza la Pasqua la dovremo passare un po' tutti a casa. E niente, ovviamente sono anche uno dei tanti fortunati che comunque riesce a lavorare da casa in smart working, quindi senza recarmi in ufficio, quindi in remoto. E niente, rispetto a tanti anche dei connazionali che purtroppo attualmente, complice la situazione, hanno dovuto richiedere la propria azienda la cassa integrazione. C'è differenza tra le varie regioni, Asturia, Catalogna, eccetera eccetera, oppure c'è un comune denominatore e tutte le restrizioni sono uguali per tutti? Allora, le restrizioni sono uguali per tutte perché sono state prese dal governo centrale. Ovviamente prima il governo centrale di Madrid ha preso queste misure con un po' di ritardo, perché ad esempio ci sono state anche appunto delle discussioni tra Barcellona appunto e Madrid. Questi qua sono discussioni e problematiche che si riportano dietro per via dell'astio che c'è, diciamo così, tra i vari livelli di governo. Però le misure chiaramente sono uguali, eque, per tutte le regioni, per l'Andalusia, per le Asturie. Ovviamente ti dico dell'Andalusia perché dal 1 al 6 dovevo andare proprio in Andalusia e mi hanno cancellato il volo, e quindi niente. Ma la gente come sta accettando queste restrizioni? Con filosofia spagnola, oppure c'è nervosismo e malumore e malessere? Allora, bisogna fare un distinguo. Considera che Barcellona è pienissima di stranieri, in special modo gli italiani, che siamo una delle comunità con il maggior numero di persone. Diciamo che all'inizio c'è stato il problema. All'inizio vedevamo video in alcuni quartieri dove la gente proprio usciva, e specialmente anziani, che sono le persone maggiormente suscettibili di prendere questa malattia, diciamo così, di essere contagiati. In alcune zone proprio loro uscivano anche senza mascherina, per dire. Purtroppo, cosa vuoi, tanti l'hanno un po', non gli hanno dato quella importanza, ok, che è necessaria, perché poi è successo che cosa? Che proprio per questo tanti la vedono, cioè la prendono un po' con filosofia eccetera. Pare però dalle ultime, o meglio da quello che vedo anche nel mio quartiere, quando scendo per fare un po' di spesa, un po' di compere, non vedo più quasi nessuno, vedo solo un po', qualcuno che passa con la macchina per lavoro eccetera, e qualche macchina della polizia. Ecco, si è parlato della scadenza di questo lockdown fino al 26, proprio una notizia di 3 ore fa praticamente, da oggi hanno fatto la conferenza stampa e l'hanno prorogato fino al 26. Ovviamente dal mio punto di vista c'è stata un po' non l'hanno presa, o meglio l'hanno presa con filosofia, perché rispetto all'Italia le misure restrittive sono iniziate molto più tardi, almeno una settimana e mezza dopo. Loro, a mio avviso, qua in Spagna, parlo della Spagna ovviamente, dovevano prendere le misure copiando nello stesso momento l'Italia, anche perché non so se vi sono arrivate delle notizie o comunque delle immagini, l'8 di marzo che si celebra il giorno, la festa della donna, qua in Spagna si organizzavano tranquillamente le manifestazioni femministe, che quindi ovviamente rispetto chiaramente, complice anche il momento, era meglio forse evitare, insomma, o comunque proibire, proprio per evitare eventualmente un contagio. L'altro giorno abbiamo intervistato un signore di Mosca e ci diceva che, a differenza per esempio dell'Italia, l'età media è molto più bassa delle persone contagiate e purtroppo anche delle mortalità. Da voi siete messi come noi, nel senso che ha colpito più l'età adulta over 75 o?
Sì, allora ti dico una cosa, è successo che, non so se vi sono chiaramente arrivate le notizie, in alcune case di riposo, ad esempio tipo a Madrid, mi pare su una ne sono morti tipo dai 25 ai 30 persone anziane. Anche a Barcellona è successo qualcosa di analogo. Sì, il numero, diciamo, delle persone che contagiate è over 70, questo sì, perché comunque leggevo anche la stampa spagnola proprio inerente proprio a questo. Ce ne sono anche di media età, comunque dai 40 ai 65, ok? Non è così diffuso tra i giovani, almeno, perché comunque non abbiamo avuto queste notizie, però gli ospedali, come voi vedete anche le notizie, sono un po' abbastanza pieni, specialmente a Madrid, al collasso quasi. Ecco, quindi anche voi avete il problema di mancanza di apparecchiatura, attrezzatura negli ospedali e di mascherine? La mascherina io ad esempio non l'ho trovata, perché le farmacie hanno cessato di venderle, almeno queste del mio quartiere, quindi io per uscire utilizzo una semplice bandana, ovviamente. Ho provato anche a fare la richiesta su Amazon, ma i tempi di arrivo sono abbastanza lunghi, anche se qua a Barcellona. Sentivo una notizia che il governo dovrebbe obbligare tutti ad utilizzare la mascherina finito il lockdown, però è anche vero che dovrebbero anche in teoria fornircela e non sembra che ce la forniscano, come ad esempio ho sentito la regione Veneto, o sbaglio? Sì, no, è vero. C'è stata un'azienda, una tipografia che ha offerto 4 milioni di mascherine che non sono presidio ospedaliere ma che comunque possono aiutare. Michele, io ti ringrazio, naturalmente auguri e ci vediamo in Italia, va bene? Spero presto. Sei stato gentilissimo, grazie ancora. Ecco, attraverso la pagina di un Facebook di Massimo Tonci, che è un commercialista importante, proviamo a capire com'è la situazione di questo decreto varato appunto ieri dal presidente Conte. Ecco, parliamo un pochino del nuovo decreto che il governo ha proprio varato ieri sera, giorno 6 aprile, e cerchiamo da una pagina che secondo me è interessante di Massimo Tonci, che è un commercialista che è sempre puntuale nelle sue analisi. Allora, ieri sera il governo ha approvato il nuovo decreto che contiene nuove misure di sostegno al credito per gli imprenditori. Il testo provvisorio del maxi decreto, che da ieri ho ricevuto in bozza, dice appunto Tonci, prevede risorse per 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 da destinare a supporto delle piccole e medie industrie. Si parte da una garanzia generalizzata al credito fino a copertura del 90% degli importi erogati dalle banche. Questa garanzia può essere rilasciata fino al 31/12/2020 su finanziamenti fino a 72 mesi, con la possibilità di richiedere un preammortamento fino a 24 mesi. L'importo massimo del prestito garantito, questo qua è importante, non può superare il 25% del fatturato 2019, oppure il doppio del costo del personale sostenuto nel 2019. La garanzia sale al 100% per le piccole e medie industrie con un volume d'affari fino a 900.000 euro, per prestiti fino al 15% del fatturato. Il costo della garanzia per le piccole e medie industrie è dello 0,25% per il primo anno, 0,50% per il secondo e 1% per i successivi, mentre per le altre imprese le commissioni raddoppiano. Anche questo è importante sottolineare. In linea generale, la contrattazione dei tassi di interesse e condizioni di rimborso andranno concordate con le banche nel quadro delle disposizioni che speriamo di poter leggere al più presto nella Gazzetta Ufficiale. Ecco, quindi naturalmente dobbiamo aspettare la Gazzetta Ufficiale perché questo decreto sia effettivo, e quindi è importante informarsi e sentire sia dalla vostra banca e dal vostro commercialista. Finiamo questa puntata light con una intervista al dottor Paolo Bellini, che è un immobiliarista, tra l'altro presidente di Italian Russian Association, che è una agenzia che porta i russi in Italia ad acquistare
immobili di luxury, nel senso di grosso prestigio, grosso pregio. E ascoltiamo perché la settimana scorsa dalle Orni, nel programma Italia in diretta mi sembra, aveva fatto vedere che qualcuno voleva acquistare in Italia strozzando i nostri prezzi perché è convinto che saremo bisognosi di vendere i nostri gioielli, e invece questo ci ha risposto picche e offendendosi. Vediamo appunto cosa ci dice anche il dottor Bellini. Sì, in effetti finalmente una notizia che porta un'ottima reputazione in capo agli agenti immobiliari italiani. Pierpaolo Giglioni è il collega di Montepulciano toscano verace che ha saputo rispondere in maniera educata e intelligente ad un cliente estero, il quale chiedeva di fatto uno sconto del 55% visto il fenomeno del coronavirus. La risposta del nostro collega è stata una risposta direi intelligente, ha saputo affermare la validità di un'Italia che ha sempre saputo reagire a tante situazioni negative, un'Italia ricca di patrimonio culturale e di accoglienza, e ha saputo terminare il messaggio direi con due passaggi interessanti. Uno dicendogli in italiano se lo traduca, e due, vero, i leoni rimangono sempre leoni e i cani resteranno sempre cani. Ecco, al di là della prontezza e anche della serietà del professionista, anche il governo sta mettendo in piedi delle formule per evitare la svendita dell'Italia. Mi riferisco in particolar modo al Gold Power. Finita la burrasca, secondo lei riusciremo noi italiani a non svendere l'Italia? Allora, assolutamente sì. Come ho ribadito ancora più volte, il mese di maggio sarà un mese che ci farà capire qual è poi il tempo della ripresa. Per fortuna noi lavoriamo in un settore e con un prodotto storicamente importante, bene rifugio, l'immobiliare. Mai come in questo momento si capisce che l'immobiliare tiene perché, seppur in maniera flebile, abbiamo da un lato richieste di acquisti, dall'altro abbiamo una grande volontà di vendita, ma tutto non dettato dalla paura o dalla fuga, ma dal fatto di continuare a mantenere un rapporto di vendita e di acquisto. Quindi sono certo che il nostro mercato non crollerà, non svenderemo l'Italia, di sicuro non sarà questo, ci sarà magari una riflessione per chi avrà bisogno di denaro, ci sarà una logica commerciale che può orientarsi attorno al 10, il 15, massimo al 20%, ma per aspetti commerciali, non per la presa per il collo. E quindi sono certo che questo sarà il leitmotiv dei prossimi mesi. Ecco, lei tra le altre cose è anche presidente di Italian Russian Association, che è praticamente un'associazione, un'agenzia che coniuga le richieste dei russi per l'immobiliare italiano, e ci diceva che aveva programmato un interessante riconoscimento appunto del collega del quale abbiamo parlato prima. Allora sì, lei è un giornalista molto attento. A Giglioni abbiamo proposto di insignirlo di socio onorario di Italian Russian Association, in quanto bandiera, in quanto rappresentante di un'Italia di operatori immobiliari nobili che sanno mantenere alto il valore della propria attività fatta con onestà e trasparenza, con grande spirito nazionale e con l'orgoglio di essere italiani. Ecco, questo orgoglio noi lo vogliamo trasferire in Russia, dove abbiamo rapporti da oltre 13 anni, e l'Italian Russian Association ha voluto onorare Pierpaolo Giglioni, questo grande agente immobiliare di 44 anni, toscano, pieno di energia, pieno di volontà, che non ama apparire, ma che giustamente va valorizzato per aver dato valore, orgoglio e, come posso dire, esposizione ad una categoria, quella degli agenti immobiliari. Ma non gode di buon
nome, ma in questo caso ha dimostrato di essere parte integrante di un'Italia che lavora e che guarda verso il futuro. Quindi nessuna retorica, ma la volontà di dare merito ad un soggetto che porteremo a Mosca, che porteremo in giro per il mondo, per dimostrare che anche noi agenti immobiliari abbiamo un cuore. E dottor Bellini, la ringraziamo, lei è sempre puntuale e preciso, come sempre anche sottolineo il fatto che è sempre ottimista, e questo in questo momento è necessario ed importante. Grazie ancora. Grazie a lei. Puntata finita, amici, grazie ancora naturalmente per gli ascolti, è sempre un piacere stare con voi. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare qui.